ragazzi, buongiorno, oggi video estemporaneo non previsto perché la giornata doveva andare in maniera diversa, ma siccome si vive una volta sola e io stavo per rischiare di perdere un grande amico in questa settimana, ho deciso di fare questo video perché col mio socio in affari loschi, con l'Uomo Verde, siamo in partenza verso lidi e posti che non abbiamo ancora avuto modo di scoprire e di vedere cosa succede. Quindi oggi è una sorta di sopralluogo per vedere se si può trovare la libertà anche nel nostro Veneto. Seguiteci. Insomma, ci mancava un po' il mare, allora abbiamo deciso che la direzione è quella del litorale veneto. Allora adesso stiamo andando verso, si può dire dove? Sì, dai, diciamo, stiamo generici, direzione Chioggia, Grande Laguna. Ecco, facciamo così e poi ci aggiorniamo. Allora sì, anticipiamo che andiamo verso Destra, alla Romea. alla Romea, prendiamo la Romea e andremo verso Sud. Forse, se siamo anche abbastanza fortunati, andiamo a vedere un allevamento di ostriche molto famoso e molto rinomato in tutta Italia, perché sono riusciti a creare le maree atlantiche attraverso della tecnologia e niente, producono ostriche. Allora tenteremo di vedere anche Adesso quello se si perché riesce. Siccome lo conosco, dopo lo chiamo, se è a casa ci fa vedere, vediamo se ci documenta qualcosa, insomma. Vediamo un po'. Allora io e il mio socio siamo giunti in questa terra veneta amena dalle parti di Rosolina più o meno e niente, qua devo proprio dire che ho portato al mare mio nonno, perché guardalo qua, guardatelo qua. Allora, possiamo dire, Sì, giovedì ho rischiato di non esserci più, ma sono sopravvissuto al giovedì. Allora, siccome era tutto chiuso, non avevo una fascia elastica e l'ho ricreata con questo lenzuolo, no? La morale della favola qual è? Io disegno male. sì Oggi dai. andiamo a vedere sta spiaggia, perché è una spiaggia particolare delle nostre. Allora amico dito, ok, andiamo oggi, non domani, perché lui avrebbe detto domani. Perché? Perché se sono sopravvissuto, io so che oggi sono vivo, ma domani so cosa che può capitare, perché la Dentona l'ho già vista 3 volte quest'anno e devo più che sei venuto là a pizzegarmi e dirmi oh vecchio guarda che adesso sono venuto torte. Comunque sono sopravvissuto e andiamo. Ok, se non si fosse capito, la Dentona è quella figura mitologica che fa sì che tu oggi ci sei e domani non ci sei, quindi niente, fatto questo ragionamento da parte del nonno Uomo Verde, possiamo dirigerci verso il mare, verso la spiaggia, anche perché tra l'altro lui il mare quest'anno non l'ha praticamente mai visto. No, non è vero, l'ho visto alcune volte quest'anno, perché ci hanno rubato le ferie a marzo, dove noi di solito prendiamo l'aereo e andiamo all'estero, no? Però la cosa bella è che giovedì non camminavo, oggi cammino e dovremmo anche camminare tanto per arrivare in spiaggia, perché dobbiamo fare circa 1,5 chilometri. Ma ce la facciamo, arriviamo? Con calma ce la facciamo. Tanto c'è tempo, c'è più tempo che vita. Ecco, quindi avanti così, vediamo dove ci piazzeremo.
di Porto Caleri. È una bella zona incontaminata in Veneto, dove ancora la natura regna, bella rigogliosa. Un uomo solo al comando con la sua bagolina arriva al mare. Tenetevi ben presente questa immagine lungo la vostra vita. È fatta di attimi, solo in certi momenti ti accorgi che in un attimo il prezzo di un attimo. Intitoleremo così questo video. Seguiteci fino alla fine. Eccoci fratelli e sorelle, siamo sulla strada del ritorno, però l'avventura non è ancora finita perché adesso ci fermiamo anche a mangiare e bere, giusto? Anche massa, anche perché c'è sete in macchina, insomma. Sì, ormai il momento è proprio quello giusto, anche l'orario, quindi vedremo dove vi accompagneremo a mangiare. Siamo arrivati in quel di Chioggia e allora quella pizzeria là in fondo sarà dove noi ci ristoreremo, perché è importante anche mangiare bene. Tanto qua siamo al porto e trascorriamo una serata diversa fuori porta. Fuori porta al porto. Fuori porta al porto. Uomo verde ti porta fuori porta al porto. Sì. Ma dica che ne ha fatto, ascoltato i consigli di uno qua del luogo e fa parcheggia qua che è lì un po' più avanti, un chilometro. Sì. Un chilometro. Dai. Uomo verde col bastone. Forza e coraggio, dai che ci siamo, eccola qua la pizzeria. C'è un'altra a 12 km volendo. Ma guarda, quasi quasi mi fermo qua. Alla fine siamo capitati nel ristorante Il Pesce, il buon uomo verde. Adesso vi farò vedere pietanza. Come si gusta uno scampo crudo. Speciale. Questo deve essere per forza fresco, perché crudo non si può mangiare solo nel fresco. Allora vi proponiamo gnocchi alla pescatora e spaghetti alla pescatora. Anche a massa. Poi vino Chardonnay. Dai, trattiamo bene stasera. Saluti. Ora, dopo aver mangiato all'osteria numero 2 qui a Chioggia, ci dirigiamo verso la macchina e verso il rientro in zona Vicenza.
Allora dimmi la verità, Weird, se tu stai soddisfatto della cena che ti avevo portato Beh, a mangiare? sono molto soddisfatto anche perché il titolo della cena era... era cosa? Il titolo della cena? Il titolo della cena era Pericolo scampato, non sono tornato col cappotto di legno. Sì, non sono tornato col cappotto del legno. Ecco, Allora ricordiamo per chi ci segue fuori dalla regione Veneto che il paltò del legno significa il cappotto di legno, che significherebbe la bara. Allora, come vedete, ho la bottiglia in mano perché ieri sera sono tornato verso mezzanotte perché la schiena non mi reggeva più. Però mi sono dedicato del tempo a me stesso fino alle 2 della mattina. perché hai ascoltato buona Ho ascoltato musica. In ogni mio video deve comparire la musica, quindi la musica non si ferma neanche con mal di schiena. Ho ascoltato musica e questa mattina verso le 6 ho detto mi metto in gioco, voglio ritornare a salire sopra il trattore, infatti ce l'ho fatta fino a lì tipo alle 10, poi alle 10 ho fatto dell'altro e adesso siccome la giornata è stata lunga, sono già tipo le 11 di sera, non abbiamo finito la bottiglia, però abbiamo mangiato divinamente. Siamo nel porto di Chioggia, qua ci sono le navi e pescherecci che probabilmente domani mattina fra qualche ora partono per andare a pescare, prendono il largo. E praticamente questa l'abbiamo conservata perché non è che la serata finisce oggi, cioè la giornata questa non è la nostra ultima giornata, siccome ci stiamo prendendo il nostro tempo, perché per andare in pensione ci vogliono anni, per diventare vecchi basta un attimo. Infatti io ho il bastone dietro, Esatto, eccolo qua. esatto. Allora domani parte una nuova avventura e questa ce la finiamo domani. Sarà Esatto. il nostro aperitivo, gioco aperitivo in spiaggia di domani. Adesso Esatto. torniamo a casa, poi domani ripartiamo. E quella di domani sarà un'altra avventura che se avrete piacere Bravo, passa. potrete vedere sul mio canale. Quindi Boh, eccomi qua, sono arrivato. Niente, domani partiamo a un altro stabilimento balneare. Domani altra giornata, però non svegliamo troppe sorprese, lo vedrete nel prossimo video. E niente. Nuovo adesso- luogo, nuove avventure. Esatto. Intanto vi facciamo vedere se riusciamo ad arrivare a casa stasera. Amici, siamo ritornati a Vicenza e dopo una bella giornata, una bella esperienza odierna, io e l'Uomo Verde vi diamo Una buonanotte. appuntamento per il prossimo video e il prossimo giro. Intanto io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare i like, di commentare abbondantemente. Diteci se siamo stati simpatici, leggermente costruttivi, oppure diteci anche che abbiamo fatto schifo, insomma, nel senso, Esatto, è sempre una bella cosa crescere, no? esatto. Commenti negativi ma che siano costruttivi. Negativi ma costruttivi, perché è sempre bello imparare qualcosa di nuovo e crescere. Tipo questa immagine qua è molto brutta, però d'altra parte i mezzi che abbiamo sono questi e cerchiamo di farlo con passione, Ecco, per condividere. adesso andiamo a ricaricare le batterie perché domani sarà una giornata nuova, ricca e interessante. Dobbiamo finire la bottiglia che abbiamo domani Esatto. e siamo pronti per nuove mirabolanti avventure. Alla prossima avventura. Ciao ragazzi. Ciao.